Presidente, allora, a guardare la classifica è un risultato che ci può anche stare, poi però abbiamo visto la partita e così non è stato. No, la partita lascia l'amaro in bocca perché abbiamo condotto la partita, abbiamo avuto tantissime occasioni, non siamo riusciti a concretizzare, addirittura mi sembra che una sta andando in porta per calciare la tirata fuori agli ultimi secondi. Facciamo il secondo gol, il pareggio a pochi secondi dalla fine con 1000 difficoltà e poi prendiamo un gol così. A queste categorie non è accettabile, devi preventivare determinate cose. Cosa potevano fare? Tirare la palla alta e cosa fai? Prendi un gol del genere, il difensore va avanti, il portiere sta a mezza via, si passa la palla sotto le gambe. Sembra una beffa, ma proprio mi demoralizza, con tutte le 1000 difficoltà che abbiamo, non hai neanche i risultati, ti passa veramente la voglia di venire a vedere le partite. Se finiscono sempre con noi negli ultimi secondi, buttiamo via tutto il risultato, tutto il lavoro. Perché non posso neanche dire che non abbiano giocato, però non so neanche cosa dire sinceramente. Una vera beffa, al di là di questa cosa veramente incredibile. È vero che il calcio a 5 riserva delle sorprese anche negli ultimi secondi, ma questa è stata davvero un qualcosa che io non ricordo aver mai visto. Sì, ma io guarda, parlavo a casa, perché poi la patisco queste cose qua, me le porto dietro tutto il weekend. Per noi siamo famosi per riuscire a buttare via i risultati negli ultimi secondi, non è mai che succeda all'incontrario. È veramente, non so se sia questione di mentalità, se sia questione di sfortuna, ma dopo la sfortuna succede una volta, se è più di una volta non è più sfortuna, c'è qualcosa che non quadra, tutto là. Giusta considerazione, l'unica cosa da dire in questo momento probabilmente è esaminare a freddo la situazione, a caldo è normale che sia così. Prossima sfida a Genova senza Ortolà, senza Pires che sta male, mi gioco io, magari faccio più bella figura, non lo so, per questo punto se queste sono le premesse andiamo là come agnello sacrificale e poi torneremo a casa con le pive nel sacco, perché se questi sono i presupposti non è neanche da dire che siamo fortunati, pertanto insomma la vedo male, la vedo.